tanto bene io e te, che non ha senso tirar fuori commedie perché cerchiamo insieme tutto il bello della vita in un momento che non scappi tra le dita. E dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già, che il tempo insiste perché esiste il tempo che verrà. A questo punto buonanotte all'incertezza, ai problemi, all'amarezza, sento il carnevale entrare in me e sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di morir d'amore insieme a te. A questo punto stiamo tanto bene io e te, che non ha senso tirar fuori commenti perché cerchiamo insieme tutto il bello della vita in un momento che non scappi tra le dita. E dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già, che il tempo insiste perché esiste il tempo che verrà. A questo punto buonanotte all'incertezza, ai problemi, all'amarezza, sento il carnevale entrare in me e sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di morir d'amore insieme a te. E dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già, che il tempo insiste perché esiste il tempo che verrà. A questo punto buonanotte all'incertezza, ai problemi, all'amarezza, sento il carnevale entrare in me e sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di morir d'amore insieme a te. E sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di morir d'amore insieme a te. Ma come fai quando tu sei bambino a prendere coraggio e fede nel destino? Se papà ti mette per castigo al buio, poi di notte a letto, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo. E la mamma dice chiamo un uomo nero, chiamo il babà, ti mangia tutto intero, nella notte scura ti fa la puntura, ti fa la puntura, ti fa la puntura. Ma passa per il buio senza paura, ma passa per il buio senza paura, ma passa per il buio senza paura. Poi all'improvviso ti arriva l'età di amare follemente l'uomo che non va, non c'è via d'uscita né di qua né di là. Tuo padre griderà, tua madre pregherà, tua madre pregherà, tua madre pregherà. L'amante poi si butta giù dal fabbricato, perché quello che è facile diventa complicato, dato che la vita è dura, che la vita è dura, che la vita è dura. Ma passa per l'amore senza paura, ma passa per l'amore senza paura, ma passa per l'amore senza paura. Il pericolo c'è, fa parte del gioco, tu non farci caso se non vivi poco, tieni sempre duro, comincia di nuovo, comincia di nuovo, comincia di nuovo. Anche per la strada tu stai rischiando, stai sopra pensiero, stai rimuginando, passa la vettura della spazzatura ed il conducente aumenta l'andatura, aumenta l'andatura, aumenta l'andatura. Ma vai per la tua strada
Sono le prime note che un compositore chiamò canto del legno, per dare voce alla mia nuova vita di violino, ma il mio primo nome è Adobè. Azobè, legno dell'Africa nera. Azobè, questa è la mia storia. Ero un albero, avevo già 250 anni, quando un giorno udii voci di uomini, parlavano un'altra lingua, poi udii il sibilo di una motosega che mi strappò alla terra dove ero nato. Dovettero sudare per avermi e il legno resisteva tra le bestemmie, il sole, le zanzare e quando mi schiantai come un tuono, gli anelli del tronco mostrarono i miei anni e Azobè fu portato lontano. Attraversai il deserto, un viaggio interminabile, fino a una terra nuda che non donava il conforto dell'ombra. Lì mi distesero per mesi mentre altri miei fratelli partivano verso terre scure per conoscere la neve e diventare portoni o traversine. Nella terra senza ombra udivo solo la risacca del mare. Poi accadde che una mattina un pescatore mi svegliò dicendo: Azobè, diventa barca. Mi chiamò per nome, lo lasciai fare. Mi avvolse il fasciame resinato, mi piallò amorevolmente, mi dipinse di rosso, di bianco, di blu. Piantò un albero, issò una vela, mi unse di catrame e rispettando la mia anima mi battezzò.
Jenny Barca, 7 metri e mezzo, quanto basta ai pescatori che traggono il pane dall'acqua. La nobile barca degli umili, uguale dal Marocco alla Dalmazia. Io non ero fatto per l'alto mare, ma di fianco a me scorrevano isole profumate di ulivi. Cantava il capitano alla barra del timone, aveva il volto bruno di corteccia. Sentivo il pullulare dei pesci spinti in trappola dalla rete. Pesca Zobè. Pescai finché morì il mio capitano. A Zobè restò solo. Molti anni passarono. Un giorno vennero uomini neri, mi palparono, mi scossero per capire se ce l'avrei ancora fatta, ma non erano mani di falegname, erano mercanti d'uomini. Dissero: ehi tu, vecchia barca, morirai. Dall'altra parte del mare sarà il tuo un viaggio di sola andata. Ora sei la barca degli Arraga, i mercanti migranti illegali. Uomini e donne si ammassarono intorno a me e chiesero di salire sulla barca. Voci di maschi dicevano: bruceremo la povertà, bruceremo la miseria, se dobbiamo morire che così sia. Meglio una volta sola che ogni giorno. Meglio una volta sola che ogni giorno. Meglio una volta sola che ogni giorno. Voci di madri che risposero: attenti, all'altra riva con fasci di spine vi aspettano angeli dannati. Parti, parti, non voltarti indietro, figlio mio, dicevano i padri, dicevano. A Zobè mi riempirono di umani, 50 persone in 7 metri e mezzo, donne e bambini tombati sottobordo, una bara in caso di naufragio, un motore impaziente mi trascinava verso acque dove non avevo mai osato. Così presero il largo gli Arraga senza voltarsi indietro. Si lavò.
attraversare il mare grosso. E fu allora che dal fondo dell'abisso si sentì un rimbombo cupo, il coro dei naufragati. আমরা 30,000 নাম গোত্রহীন মানুষ, আমাদের কোনো অবয়ব নেই, আমাদের কোনো ইতিহাসও নেই। অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরে আসার মতো আমাদের আর কিছুই নেই। আমরা Rosso per storia, sal que Satoyime, que es una mediata Nosotros somos los 30.000 sin nombre. No tenemos ni rostro ni historia. Con las carnes de mujer y de niño nutrimos a los monstruos de los abismos. No hay nada que pueda restituirnos a la luz. Noi siamo i 30.000 senza nome. Non abbiamo né volto né storia, con le carni di donna, di bambino. Nutriamo i mostri degli abissi e non c'è niente, niente che possa restituirci alla luce. La notte calò sul grande mare. Sentii la voce di un faro che diceva: che venite a fare, che venite a fare, tornate indietro oppure naufragate, che venite a fare, io non sono qui per dirvi dove andare, questo non è più il mare dell'incontro. E proprio allora i mercanti di vite ci abbandonarono. Tutta la barca vibrò di paura, tremò di bestemmie, concitazione, preghiere. Ci fu trambusto, urla e pianti. E sfinimento. Si alzarono invocazioni ai padri, alle madri. Ma i padri e le madri non risposero. Solo piscio, vomito, spavento. Una donna gridò: Dio, prenditi cura di mio figlio, ha solo 4 anni. Ha solo 4 anni.
Ma io ero Azobè, figlio dell'Africa nera. Fui più svelto di Dio a intervenire. Sentì il rullo crescente di tamburi, la risacca che chiamava, la costa ci veniva addosso. Ma io affrontai la linea della morte, fui sollevato, rimasi sospeso sopra la voragine, poi mi spiaggiai sulla terra promessa. Il vento ebbe fine e fu la quiete in cielo, in mare. Ma nessuno saltò fuori dalla barca. Non ci fu gioia, solo silenzio, interrotto dal pianto di bambini. Azobè puzzava di sentina, cherosene, vomitai stracci, ciabatte, zaini e un'automobilina rossa. Poi fui marchiato a fuoco con un numero. Ero un corpo di reato. Dopo infiniti giorni mi aspettavo di essere bruciato, invece no, fui portato lontano. Lontano su un camion, lunga percorrenza, poi sbarre, ecco, chiavi, stelli, ferri, grida, rauche in fondo ai corridoi. Pensai fosse vicina la mia fine, invece mi toccarono altre mani che con cura scomposero il mio corpo, timone, costole, poppa, fasciame. E quando ho sentito tendersi le corde, è la mia chiglia diventare cassarmonica e la mia prua un bel manico ricurvo. Ho ritrovato il brivido del vento di quando ero barca di pescato, e oggi eccomi qua nella mia terza vita, diventato violino, chitarra, violoncello e liuto per suonare la sinfonia del mare.
Suono con voce di 1000 più 1000 rimasti sul fondo, sul fondale, senza nome. Suono per i respinti, suono per quelli buttati sulla strada, ma chiedo anche perdono per i ricattatori e per gli aguzzini e per gli indifferenti che mi han dimenticato, i padri han dimenticato. I padri con la valigia di cartone a Zobè, la vecchia barca di legno. Si carica anche Giuda sulle spalle, il mio legno sonoro oggi. Non si limiti a distillarvi una furtiva lacrima, ma rompa finalmente i catenacci che tengono in prigione i nostri cuori. Così sia. Marco Paolini e la piccola orchestra dei popoli, congratulazioni, un inizio davvero toccante. A Zobè è una storia straordinaria per aprire questo concerto, queste note di speranza. Grazie Marco, ci rivediamo più tardi con te e io invece voglio andare a conoscere questi meravigliosi musicisti. Renata, comincio da te, cognome, da dove vieni? Mi chiamo Renata Mezenov, sono di origine mezzo cubana e mezzo russa. Bravissima, una voce meravigliosa. Evangelis, ecco qui. Da dove vieni? Dalla Grecia, vengo da Atene. Stupendo, da quanti anni sei qui in Italia? Ormai sono da 30 anni che sono qui. Wow, ebbene, ti è orgogliosamente italiano adottato. Ha percussioni stupende, si chiamano udu e tabla, giusto? Sì. E tu a Rup Cantidas? Giusto. Bene. Da dove vieni? Calcutta, India. India, bellissimo, congratulazioni. E adesso vengo da te, che energia, che sorriso. Tu sei Watanabe? Da Milano. Da Milano, fantastico. E Pietro, adesso mi meraviglierà Pietro, questo Boscacci è più facile. Sì, Sondrio però... Studiato a Milano. Hai studiato a Milano? Allora un grandissimo applauso a questi musicisti straordinari. La piccola orchestra dei popoli ha aperto con un grande Marco Paolini questa serata, una serata di libertà e di speranza per i 40 anni della grande cooperativa sociale Giotto. Grazie ragazzi, a presto. Loro sono soltanto 5 di tanti musicisti, sono una quindicina per ora, che girano l'Italia e non solo, anche l'Europa, con questo progetto straordinario di unire persone che vengono da ogni dove attraverso la musica. La musica sarà il nostro trade union oggi. Adesso loro fanno posto a un'orchestra che molti di voi già conoscono, di fama, anche questa internazionale, con una storia più lunga. Conosceremo presto anche il Presidente, ma prima naturalmente a fare gli onori di casa saluto tutte le autorità, ma saluto naturalmente anche tutte le persone che ci stanno seguendo dal Centro Congressi Marconi, nel bellissimo centro di Alcamo in Sicilia. Un saluto e un applauso per loro. Sono 50 persone della cooperativa Giotto che sono lì, lavorano lì e hanno coinvolto anche molte altre persone. Ma non solo, siamo collegati anche con
altre città estere, Lisbona, Caracas, Chicago, New York, Belo Horizonte, Kampala, tutte realtà, associazioni che Giotto ha conosciuto, con cui collabora, e sono realtà davvero molto simili per entusiasmo, capacità e soprattutto empatia. Ed è per questo che vorrei subito invitare, mentre aspettiamo che si preparino i musicisti dell'Orchestra di Padova e del Veneto, vorrei che venisse qui il presidente Gianluca Chiodo della Cooperativa Sociale Giotto per un breve saluto. Me l'aspettavo da questa parte, mi ha sorpreso, Presidente. Possiamo darci del tu? Ma naturalmente sì. Allora, dovete sapere che io ero ghiotta, sono ghiotta del panettone che si fa, che grazie a voi, un panettone squisito, ma molte altre cose fatte molto interessanti. Grazie mille. Io mi permetto di leggere un breve pensiero anche perché a Zobé mi ha toccato il cuore, quindi farei fatica a fare un discorso di senso compiuto senza leggere. Questo è... Tengo il microfono, così è più facile. Ok, questo per noi rappresenta il secondo momento pubblico di festa, dopo quello celebrato lo scorso 26 febbraio nell'Aula Magna del Bo. A nome del Consiglio di amministrazione dell'intera cooperativa desidero esprimere a ciascuno di voi, presenti e collegati, il più sincero ringraziamento per la partecipazione, nonché per la stima e l'amicizia che continuate a dimostrarci. Vorrei poter nominare uno ad uno tutti coloro che hanno permesso l'organizzazione di questo evento, ma chiaramente andrei fuori tempo massimo. Mi limito pertanto a rinviarvi ai tanti loghi che avete visto presenti sui manifesti, nei video che sono girati, che tengo a dirlo non sono per nulla formali, non sono dei simboli messi lì per caso, ma rappresentano segni autentici di vicinanza di tante realtà. Desidero inoltre rivolgere un saluto e un sentito ringraziamento ai numerosi amici qui presenti e a tutti coloro che, impossibilitati a partecipare, ci hanno fatto pervenire messaggi di stima e di affetto. La risposta straordinaria al nostro invito conferma quello strano stupore e quell'infantile meraviglia a cui abbiamo accennato nel precedente incontro, per qualcosa che, nonostante i tanti anni, ancora non ci sembra possa essere vero: la percezione di aver ricevuto un grandissimo dono e di esserne in qualche modo dei custodi, accompagnati e sostenuti da un infinito senso di gratitudine per la vita stessa. Un saluto e un ringraziamento speciale chiaramente va ai protagonisti della nostra serata, già nominati, l'Orchestra del Mare della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, l'Orchestra di Padova e del Veneto, Marco Paolini, con l'accompagnamento musicale della piccola Orchestra dei Popoli, e la nostra cara presentatrice Maria Concetta Mattei. Note di libertà e speranza non è un titolo casuale, nasce piuttosto in un momento storico in cui molti segni ci dicono il contrario, in cui la vita umana è ridotta a strumento, piegata a logiche di potere spietate e disumane, come dolorosamente constatiamo in questi giorni. Eppure la speranza si affaccia come un dono eccezionale e imprevisto, che ci raggiunge e prende forma attraverso i volti di tanti uomini e donne che rifiutano di arrendersi all'idea che tutto finisca nel nulla, che custodiscono tenacemente il desiderio che la guerra, la distruzione, la disumanità, il dolore, la fragilità non abbiano l'ultima parola. Abbiamo tutti bisogno di incontrare persone rinnovate, di cuori cambiati, capaci di riconoscere la vita quando si manifesta nella sua grazia discreta, di cui stasera riceviamo una testimonianza intensa e luminosa. La musica si offre come una via privilegiata a questa esperienza. Essa rende percepibile la bellezza come splendore del vero, risvegliando e sostenendo quel desiderio profondo che abita l'uomo. In essa si può intravedere una forma singolare di linguaggio attraverso cui il mistero stesso si lascia intuire e parla al cuore. Il legno degli strumenti, da elemento testimone di tragedia a segno di bellezza e dignità, è la riprova che qualcosa di buono e utile per tutti può essere coltivato anche quando il terreno sembra del tutto arido e infecondo.
Con lo stesso spirito, questo è il tratto che ci unisce, il nostro cammino di questi 40 anni è stato e continua ad essere un tentativo paziente e fiducioso di promozione umana e reinserimento sociale, rivolto soprattutto a persone alle quali troppo spesso nessuno è disposto a riconoscere credito né offrire fiducia. Ecco, questo è un po' il filo rosso che unisce l'esperienza dei nostri 40 anni con questa eccezionale testimonianza che stiamo ricevendo questa sera. Grazie davvero a tutti. Ma grazie a voi per quello che fate, quello che avete fatto a 40 anni e spero molti altri ancora. Anche noi, lo speriamo. Siete determinati, avete ancora tante energie. Evviva! Allora il mondo vi ringrazierà. Grazie per ora, ci rivediamo tra poco. Intanto abbiamo parlato di musica e vorrei invitare qui Paolo Giaretta, perché il senatore Giaretta è, eccolo, ma mi sorprendete tutti, io vi aspetto di qua, invece venite di là, com'è questa storia? Dovevo farmi dare una piantina. Allora, presidente di questa meravigliosa orchestra che tra poco prenderà posto e noi l'ascoltiamo molto volentieri perché l'abbiamo vista, io almeno li ho visti su Rai 5 molto spesso, sono talentuosissimi, hanno suonato in tutta Europa. Allora, la musica come trade union e anche come filo conduttore di questa bellissima serata. La musica è importante nella vita dell'uomo. Abbiamo sentito cosa ci può trasmettere. 1 migliaio di anni fa, un monaco, Guido d'Arezzo, si convinse che la musica era una cosa troppo importante per lasciarla solo alla trasmissione orale della memoria e quindi inventò la notazione musicale e disse: la musica è una cosa troppo importante perché attraverso le finestre del corpo, miracolosamente, la dolcezza delle cose giuste arriva ai recessi più profondi del cuore. È quello che abbiamo assistito noi in questo momento. E in fondo la dolcezza delle cose giuste. Le cose giuste, pensare questi legni che erano simboli di speranze infrante, di tragedie umane, di tanti assassini che non abbiamo il coraggio di chiamare con questo nome, diventano lo strumento per trasmettere le cose giuste. E in fondo è la storia di questi 40 anni della cooperativa Giotto, le cose giuste, pensare che ogni vita ha diritto ad una nuova vita, che ogni vita è un valore che può essere riscattato. Devo dire che ho avuto l'onore di fare il sindaco di Padova quando è nata la cooperativa Giotto e quindi sono stato testimone in questi anni dell'ostinata carità con cui gli amici della cooperativa hanno inventato cose nuove. Loro sono cresciuti senza battesimo, avevano il rapporto diretto con lo Spirito Santo. Queste cose giuste che hanno costruito sono diventati esempio nel mondo. A Padova c'è una realtà che dà lavoro a tantissimi giovani. Non c'era prima questa occasione di lavoro e loro sono stati capaci di crearle. Perciò grazie Cooperativa Giotto. Grazie senatore Giaretta, grazie infinite. E come abbiamo visto hanno fatto nascere tantissime altre realtà simili in luoghi dove non esistevano queste iniziative di solidarietà sociali così importanti. Adesso vorrei qui Arnoldo Mosca Mondadori, perché anche la Casa dello Spirito e delle Arti ha in qualche modo collaborato a questa iniziativa e guarda, questo mi ha sorpresa Arnoldo. Come mai? Vieni a suonare? No, perché questo è il protagonista, questa materia. È un legno eucaristico. Qui c'è dentro il dolore, la morte, ma c'è anche la speranza. E questa sera quindi suonano le barche. Io ci tengo solo a dire questo. Suonano le barche. Non sentirete solo quindi la musica, sentirete le barche. Queste sono esattamente le assi, non è stato manipolato
dalle persone detenute, aiutate dai liutai. Qui c'è Enrico Allorto, uno degli liutai. Non è stato manipolato questo legno, è esattamente le assi dove camminavano le persone, le donne, i bambini, gli uomini. Allora questa sera vi chiedo un piacere, se potete anche voi essere parte di questa orchestra e quindi aprire il vostro animo, il vostro cuore e dare voce, perché questa sera se voi aprirete il vostro animo riusciremo a dare voce a queste persone che non hanno neanche un nome. Voi lo farete, quindi con la vostra partecipazione in comunione diventerete anche voi l'orchestra del mare. Quindi l'orchestra del mare è qui, con l'orchestra di Padova e del Veneto che sta per entrare, ma è anche lì. Per cui io vi ringrazio tanto, grazie. Grazie Arnoldo. Allora chiamiamo l'orchestra. L'orchestra di Padova e del Veneto può entrare con il direttore che oggi prenderà posto al podio, il primo violino, che bellissimi, elegantissimi. Ecco che stanno prendendo le loro posizioni. Vedete che gli strumenti sono quelli realizzati appunto con il legno delle barche. Buon lavoro, buona musica. I professori d'orchestra si siedono ciascuno al proprio posto e come sempre l'ultimo ad entrare, primo violino, maestro Aiello, che condurrà ed ora parli la musica. A dopo.
Grazie a voi Bach per accompagnare le immagini straordinarie. Avete visto di un fotografo che ha colto la paura, il terrore, la fatica, il dramma, lo sconforto. Avete visto questi volti segnati. Pensate che ieri sono usciti i dati delle persone morte in questi primi 3 mesi dell'anno, mai così tanti negli ultimi 12 anni. Pensate che nei primi 3 mesi del 2012 erano 46 i morti nel Mediterraneo tra le persone che cercavano una vita migliore. Quest'anno, nel 2026, ad oggi, sono 890 persone che hanno perso la vita cercando una vita migliore, cercando di costruire il proprio sogno, il proprio ideale, fuggendo spesso dalle guerre, fuggendo dalla povertà, cercando soltanto una nuova chance. E dobbiamo ricordare che noi, solo 2 generazioni fa, dopo le guerre mondiali, siamo andati altrove a cercare la stessa speranza, la stessa possibilità di ricominciare. Quindi dobbiamo sempre tenere presente che oggi noi siamo fortunati, siamo in una realtà che ci dà la possibilità di scegliere un lavoro, di trovare la propria via di vita, di esistenza, ma a molte persone nel mondo tutto questo è negato e quindi dobbiamo aprire le porte, cercare di essere accoglienti e dare loro la seconda chance, soprattutto dopo quello che avete visto nei loro occhi, anche quelli dei bambini, quanto dolore, quanta fatica di attraversare questo mare che appunto un tempo ci univa ed oggi purtroppo è un cimitero. Quante vite perdute. Allora questi sono i bellissimi segni colorati, sono i segni della speranza, sono legni che ci regalano musica che ci deve accompagnare, consolare, in qualche modo anche far riflettere e portarci in una dimensione più spirituale e più altruista, meno egoista. Stiamo troppo chiusi in noi stessi. Allora, per questo sviluppo, per questa possibilità di riflettere ancora, io vorrei richiamare Marco Paolini perché vi regalerà un'altra splendida interpretazione, questa volta un brano scritto da Don Luigi Giussani come introduzione della nostra seconda parte. E subito dopo la sua lettura vorrei che il pubblico rimanesse in silenzio perché la musica ripartirà praticamente come una magia da sola. La musica è il leitmotiv di questa serata e avete visto che tanti legni che hanno, chissà, come il legno di cui ci ha parlato lui in apertura, hanno trovato nuove vite perché il legno per fortuna ha una grande resistenza e la capacità di adattarsi. Questa volta galleggiano attraverso le onde del Mediterraneo e arrivano fino a noi con i loro suoni. Il palco scenico adesso torna a Marco Paolini. Un dialogo con chi ci ha fatto il cuore. È bello dar lode al Signore, è bello riconoscerlo. Ascoltiamo anche solo per un minuto Beethoven e diciamo dentro di noi che bello. La bellezza del riconoscere il Signore è di questa natura, ma più profonda, come il fittone che approfondisce l'apparenza appena accennata dell'albero che sta nascendo. Molto più profonda e senza paragone più stabile, una forma totale di fronte alle forme parziali ed effimere. Questo quartetto per archi sviluppa un colloquio silenzioso, intenso, denso, accurato, drammatico, ma sempre familiare
e confidente col Creatore. Così nella coscienza che la nostra persona in questo momento sgorga dall'essere, questa musica diventa la nostra voce nel dialogo personale intimo con Lui ed è insieme la percezione della sua risposta. La nostra storia non è qualcosa che accade da sé, non è un caso, è un dialogo tra chi ci ha fatto il cuore e in ogni istante ci chiama alla verità, all'amore, alla bellezza, alla felicità e alla disponibilità del nostro cuore. Sul nulla, solo in te, speriamo, in te. La vita è nella sua pienezza, dice un inno del tempo di Quaresima. Questa musica è un segno pieno di nostalgia e di attesa dell'espressione completa di questa saggezza, di questa bontà, di questa misericordia, che intesse la trama del nostro corpo fin dal seno materno e intesse la natura di tutte le cose fin dal seno originale del cosmo e della storia.
Grandissimi, grazie, veramente bravissimi. Beethoven, Bach, Vivaldi, di nuovo Bach. Ci avete regalato una serata meravigliosa e non è finita. Però vi prendete un attimo di pausa perché io vorrei invitare qui di nuovo Arnoldo e questa volta anche Boscoletto. Nicola, vieni qui, perché è un momento in cui vorremmo non soltanto sottolineare quanto è anche più bello uno strumento colorato, ed è meraviglioso il suono che abbiamo ascoltato. Dobbiamo dire grazie a tutti i detenuti e ai liutai che li hanno assistiti per questo meraviglioso nuovo modo di anche amare la musica attraverso il legno che ha vissuto e ha visto e ha in qualche modo assorbito anche il dolore a delle attraversate così difficili e spesso purtroppo luttuose, e oggi rivive nella musica. Quanta armonia, se c'è il nostro meraviglioso Azobè, di cui ci ha raccontato così bene il nostro Marco Paolini. Marco, allora, Azobè, che direbbe di questo concerto? Sì, un concerto meraviglioso. Io ho detto Azobè, lui subito, hai visto? Ti sei nella parte. Allora Azobè sarebbe ben felice di vivere tutte queste note. Sì, ma il legno parla con una voce che io adesso non voglio prendere, lasciatevela immaginare. Però un altro applauso per tutti loro, un applauso ancora per Marco, grazie, un applauso ancora per i musicisti che ci faranno un cadeau tra poco. Però con Nicola vogliamo annunciarvi che ci sono anche dei regali per il pubblico. Sì. Il regalo per il pubblico, il dono che faremo, lo spiegherà fra un attimo Arnoldo. Io devo annunciare una nuova iniziativa, però fatemi dire una parola di gratitudine, cioè il sentimento che ho dentro il cuore è tanta roba. Questa sera, come comunque questi 40 anni della Giotto, questa sera è stato un miracolo, come questi 40 anni di storia sono stati un miracolo. Nell'86 avevo 23 anni e insieme ad altri 8 amici siamo andati dal notaio. Non
non sapevamo che sarebbe poi nato tutto quello che è nato. Avevamo un grande desiderio nel cuore, che avevamo vissuto durante gli anni dell'università, incontrando una persona speciale. Abbiamo sentito un pezzo letto prima da Marco Paolini e visto 2 immagini, cioè Monsignor Luigi Giussani, che ci ha innestato nel cuore questo desiderio grande di essere felici e di esserlo per tutta la vita, non solo quando si è giovani, quando ti lasciano vivere gli ideali, ma poi ti dicono che quando diventerai grande non potrà più essere così. Noi volevamo che questo fosse per tutta la vita, per sempre, non volevamo accettare che poi diventando grandi dovevamo rinunciare, perché la vita ci avrebbe separato, ci avrebbe in qualche modo annientato questo desiderio. E vi lascio con questo pensiero che in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi in cui di fronte a tutto quello che succede, che è di fronte agli occhi di tutti, arriviamo da un referendum, ma non solo, dalle guerre, da tutto quello che abbiamo visto e sentito. E Don Giussani ci ha detto una frase: le forze che cambiano il mondo, la storia, sono le stesse che cambiano il cuore dell'uomo. Sono persone cambiate, cuori cambiati che possono cambiare il mondo. Non leggi, non riforme. Se tutte le leggi che abbiamo, ad esempio nel mondo del carcere, venissero applicate, staremo tutti meglio. Okay? Servono persone cambiate, cuori cambiati, perché la persona che poi manovra qualsiasi cosa, le leggi, i direttori, tutti quelli che sono i politici, e ce ne sono qui che ringrazio di cuore per aver deciso di condividere con noi questa storia. Quindi se io guardo indietro non mi sembra di aver fatto niente in questi 40 anni. C'è proprio un senso di grande gratitudine, di un dono dopo l'altro che ho e che abbiamo insieme ricevuto e che anche questa sera abbiamo voluto condividere e ridonare a tutti voi. L'annuncio è che grazie alla fondazione di Arnoldo, che ha già aperto in diversi carceri in Italia e anche all'estero, apriremo a Padova, con la cooperativa Giotto, in modo particolare con l'organizzazione di volontariato Amici della Giotto, un laboratorio di ostie e di oggetti fatti con i legni dei barconi, come quello che fra un attimo riceverete tutti. E lascio a te. Grazie. A questo punto io chiederei alla direttrice del carcere di Padova, Maria Gabriella Lusi, di venire qua vicino a noi, al rettore della Basilica di Sant'Antonio, Fra Antonio Ramina, il direttore dell'Opera Provvidenza Sant'Antonio, Don Roberto Ravazzolo, e il rettore del Santuario di San Leopoldo, Fra Marco Trivellato. Grazie. Grazie, perché questo è un momento quasi conclusivo in cui tutte le persone che saranno anche coinvolte da questo progetto sono accanto a noi e in qualche modo festeggiano questi 40 anni di attività che ha tenuto unito degli amici. Voi li conoscete bene, sono sempre in armonia o ogni tanto litigano? Ah no, credo che siamo sempre in armonia, o no, Nicola? Sempre. Sempre. Antonio, meglio essere in armonia. C'è qualcuno che guarda Sornione. Vabbè, se ci sono delle discussioni comunque evidentemente tra di loro poi raggiungono una sintesi positiva, giusto? Tra San Leopoldo e Sant'Antonio vanno d'amore e d'accordo, non c'è nessun problema. E allora figurarsi la cooperativa Giotto se non va d'accordo facendo tutte queste iniziative così importanti, edificanti e soprattutto costruttive per le persone, quando usciranno avranno la competenza, la manualità, la possibilità di avere un lavoro che dalle loro mani esce
e può consentire loro di fare davvero una vita diversa. Allora, c'è qui un oggetto nelle mani di Arnoldo, è una bellissima croce. Questa croce viene distribuita, è una croce che ciascuno è diversa, perché effettivamente hanno un colore, anche le dimensioni non saranno identiche. Queste sono state realizzate all'interno del carcere. Sì, intanto volevo ringraziare il maestro prima di tutto per il coraggio, perché hanno preso questi strumenti e dopo pochi minuti li hanno suonati con amore. Grazie. Grazie. L'orchestra di Padova e del Veneto, bravissimi. Ci hanno messo l'amore. Vieni qui, vieni qui. Endurance, con lui c'è un regalo per voi, c'è un frammento di questa storia. Adesso lui l'ha distribuito all'orchestra e vi verrà dato a ognuno di voi un frammento da portare a casa. Gli stessi legni che sono costruiti sempre in carcere, e dietro c'è la preghiera di Papa Francesco, a cui per primo abbiamo dato questa croce. Però voglio che tu dica qualcosa. Sapete che non parlo bene italiano. Tutto ciò che abbiamo visto qua o ciò che l'hanno raccontato qua, credetemi che sono le cose che ho vissuto, che ho passato fino al 2016 che sono entrato qua. Va bene, non voglio prendere troppo tempo da voi. Voglio ringraziare la direttrice, anche il Presidente, per questa opportunità a presentare questo pezzo di croce. Grazie mille. Allora, voglio raccontarvi che Endurance è arrivato su un barcone dalla Nigeria e anche lui è stato in carcere e in questo momento sta facendo un lavoro di riabilitazione. Quanto è stato importante, Giotto, la cooperativa, il lavoro che hai fatto, quanto ti ha aiutato? Lì diciamo che siamo famiglia, lì non c'è, come si chiama, disuguaglianza, e lì siamo l'unico. Siete persone, sì. Ognuno col suo carattere, con la sua, ma persone. Sì, sì. Con dignità, il lavoro dà anche... Lavoriamo con dignità, con, come si chiama, affection. Dedizione e altruismo. Affetto, riconoscenza. Riconoscenza, tutto. E tutte belle cose che siamo vissuti lì. In bocca al lupo a te e ai tuoi compagni Endurance. Grazie mille, grazie a tutti. Buona vita. Grazie. Allora, dobbiamo raccontare che questo crocifisso appunto è realizzato con il legno dei barconi, così come gli strumenti, viene consegnato dalla cooperativa e dagli operatori anche a tutti coloro che sono qui questa sera, ma soprattutto in modo particolare un segno di riconoscenza a tutte le persone che ormai... Quanti siete nella cooperativa sociale Giotto? Allora, siamo poco più di 650, un centinaio che arrivano dal mondo del carcere, un centinaio con disabilità fisica, psichica, psicofisica, tantissimo disagio sociale e poi ci sono tutto il resto degli operatori come il sottoscritto che sono degli apparentemente normali. In Giotto di persone proprio normali non ci sono. Quando portano il curriculum e dicono io sono normale, non ho nessun problema, gli diciamo hai sbagliato posto, perché nessuno abbia problemi, è impossibile. Aggiungo solo che
dal laboratorio tutto ciò che verrà prodotto, le ostie che verranno prodotte, saranno regalate in primis al carcere per le messe del carcere, alla Basilica di Sant'Antonio, al santuario di San Leopoldo e all'Opera della Provvidenza di Sant'Antonio, perché sono 3 realtà della nostra città, 3 esperienze che credo nei secoli siano state e continuano ad essere un segno di speranza, e noi vogliamo in qualche modo essere un piccolissimo segno di quel grande segno che sono le vostre esperienze, la vostra storia e tutto quello che fate. Abbiamo ascoltato la voce di un detenuto che ha approfittato di queste iniziative importanti. Direttrice, dal vostro punto di vista, forse una complicazione organizzativa, ma sicuramente un altro modo anche di vedere la luce negli occhi di queste persone? Ma guardi, lo sforzo organizzativo è niente rispetto alla soddisfazione di una collaborazione, di un risultato e soprattutto di un'esperienza che, per quanto riguarda i detenuti, possa significare rinascita, recupero, possibilità. Quindi siamo qui a raccogliere una bellissima iniziativa che cercheremo di condurre nel migliore dei modi, rendendo i nostri detenuti parte attiva, ecco, dell'iniziativa proprio fin dalla fase ideativa possibilmente, e non posso perdere l'occasione per complimentarmi con la cooperativa Giotto che in quest'anno ho avuto modo di conoscere. Probabilmente mi mancano ancora capitoli della lunga storia quarantennale, ma un po' per volta stiamo veramente acquisendo insomma, stiamo approfondendo la nostra reciproca conoscenza per un percorso che ha ancora delle grandi prospettive, come si dice, ecco, stasera. Voglio poi dire che credo che non sia stato difficile per nessuno raccogliere il suo invito a lasciarci trasportare dalle emozioni e dal cuore, no? Nell'ascolto della musica. Io credo che abbiamo attraversato con voi, con i vostri strumenti, il mare. Partendo dal nero siamo arrivati ai colori, e il fatto che questi colori abbiano raggiunto, addirittura siano nati, rinati in un istituto di pena, mi sembra una cosa importante, di cui per la verità andare anche orgogliosa. Sono contenta che i colleghi di Opera abbiano realizzato, con la collaborazione della Casa dello Spirito, questa bellissima, bellissima iniziativa, perché il carcere può e deve essere il luogo del rispetto della vita innanzitutto, sia per quanti hanno sbagliato e devono recuperare, sia per quanti aspettano di essere giudicati, sia per coloro, come in questo caso, che non hanno neanche raggiunto, insomma, hanno visto la vita finire nel nero del mare. Grazie. Grazie a lei, direttrice, assolutamente convincenti le sue parole, perché ci vuole la speranza per raggiungere una libertà degna. Grazie a tutti voi. C'è l'ultimo brano, un brano dopo quello classico, dopo il repertorio che ci avete regalato con tanta professionalità. Adesso anche per voi un momento più leggero con Ennio Morricone.
Grazie, grazie, grazie. Rimanete qua, ci serve uno sfondo elegante come siete voi per una fotografia di gruppo. Chiamiamo anche la compagnia dei popoli, l'Orchestra del Mare. Io chiedo a Marco Paolino di raggiungerci, chiedo ovviamente a voi, rimanete ancora un minuto perché voglio ringraziare tutti, ringraziare anche la regia che ha trasmesso delle immagini molto belle, vi ha inquadrati nel momento della concentrazione. Ecco Marco, allora uno spettacolo, dimmi anche le tue impressioni sulla musica che è stata coinvolgente, emozionante, anche sapendo da dove arrivano questi meravigliosi strumenti. Sì, volevo ringraziare anch'io come spettatore, le mie orecchie vi ringraziano, ma anche i nostri occhi hanno... E i nostri cuori, vorrei aggiungere. Nicola, Presidente, venite tutti coloro che hanno partecipato. Posso chiamare un'amica carissima? Posso chiamare Margherita Coletta? Sì, vieni accanto a me. L'ho ritrovata dopo tanti anni, intervistata quasi all'inizio della carriera. Arnoldo, e non fatemi chiamare il tuo nome per nome, tutti coloro che hanno collaborato qui, venite qui. Grazie ai tecnici. Il suono era... Com'era, maestro? Com'è suonare questi strumenti diversi, che hanno un'anima, che hanno una vita vissuta così travagliata, non vengono da Paneveggio, dal bosco che canta, della Val di Fiemme, hanno una vita molto più intensa. Suoni differenti, sì. Tormentato e vivo nello stesso tempo. Grazie al maestro Aiello, un applauso ancora a questa meravigliosa orchestra, i giovani musicisti. Grande, ha sentito quanti complimenti? Sì, se posso dire solo una cosa, certo. Avete notato i colori del legno, non è tutto omogeneo, ci sono tanti strati perché la barca è stata usata per tanti anni, i pescatori man mano gli cambiavano i vari strati di vernice, poi lavorandoli viene fuori tutto il disegno, diciamo, damascato. Ecco, questo per raccontare una storia veramente di tanti anni. Ma è come un arcobaleno, è meraviglioso perché c'è dentro il mondo in qualche modo. Bene, speriamo, è un segnale di speranza, diciamo così. Grazie per il suo lavoro, grazie tantissime. Endurance, dov'è Endurance? L'avete già mandato via? Sarebbe bellissimo. Vieni qua, una foto di gruppo e un saluto a tutti coloro che sono collegati con noi. Allora, grazie infinite per tutto quello che state facendo, un esempio meraviglioso. Avete visto quante persone nel mondo si ispirano a voi, quindi 40 anni vissute con grande emozione per voi, ma per noi gratitudine per tutto quello che siete stati capaci di esprimere e quello che ancora farete. Grazie alle autorità, due progetti. Noi vi chiediamo di votare e anzi di scegliere naturalmente, donare, visto che tutto questo è stato organizzato in maniera liberale dall'organizzazione della cooperativa Giotto. Ci sono due associazioni importanti, l'associazione Valle de Acor a Lisbona, che ha subito, sapete come la nostra Sicilia, in questo caso Christine, la tempesta ha fatto veramente danni ingenti, ha bisogno di aiuto per in qualche modo ricomporre i danni, e la Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti vorrebbe acquistare un pulmino per far girare in tutta Italia gli strumenti dell'Orchestra del Mare. Vedete i QR code? Questi sono i due progetti. Se vorrete donare al termine di questa serata, cliccando, inquadrando e inviando una donazione, oppure semplicemente anche in contanti uscendo, saremo veramente grati di poter continuare ad essere di aiuto. Un piccolo dono in un compleanno si fa, giusto? I doni che si ricevono bisogna imparare a farli. Noi abbiamo ricevuto molto e quindi vogliamo donare. Allora, questo è il momento finale. Vorremmo ringraziare, come abbiamo detto, tutti i tecnici che ci hanno supportato e voi per il calore, l'affetto e soprattutto i doni quotidiani.
Ci mettiamo qui davanti e Margherita, com'è stato il concerto? Meraviglioso, meraviglioso. Buonanotte a tutti voi, altri 40 anni così, grazie a tutti.